Bentrovati. Dalla scorsa settimana Berlusconi è indagato dalla Procura di Napoli con l'accusa di aver comprato il voto del senatore De Gregorio. Infatti, il 28 dicembre scorso, De Gregorio, interrogato dai pubblici ministeri napoletani, confessa di aver ricevuto 3 milioni di euro da Berlusconi perché tradisse il centro-sinistra e l'Italia dei valori di Antonio Di Pietro, passando tra le file berlusconiane con lo scopo di far cadere il governo Prodi, che al Senato aveva una maggioranza risicata. A Berlusconi servivano solo 2 voti per mandare a casa Prodi. Secondo le sue dichiarazioni, De Gregorio cominciò a tradire il centro-sinistra subito dopo le elezioni del 2006, ma sotto traccia, aspettando il momento propizio per far cadere il governo Prodi, come è poi avvenuto. Berlusconi, sempre secondo la deposizione del senatore, gli versò subito 1 milione di euro per la sua Associazione Italiani nel Mondo, in grave difficoltà finanziaria. Poi gli dette fino a marzo del 2008 altri 2 milioni in nero, in tranche da 200-300 mila euro, ovviamente in contanti depositati in un centinaio di conti correnti dello stesso De Gregorio. Come vedete, un'accusa davvero pesante, supportata da prove e testimonianze circostanziate in cui il corrotto confessa la corruzione. Berlusconi, il presunto corruttore, tuona che la confessione di De Gregorio è stata estorta dai PM con la premessa di non arrestarlo. A stretto giro De Gregorio risponde che è stata una sua libera scelta sottoporsi all'interrogatorio dei PM e che non ha paura dell'arresto. Se questo grave fatto fosse avvenuto in uno Stato mediamente civile e democratico, avrebbe costretto il presunto corruttore a dimettersi immediatamente. Invece, in un paese ormai incivile, sotto il livello minimo di decenza democratica, avviene il contrario. Mentre la questione, come vedete, è molto semplice per chi ha occhi per vedere la realtà dei fatti ed è in buona fede. C'è la confessione di un senatore che si è fatto corrompere e che gli costerà una condanna penale, visto che è reo confesso. Stando così i fatti, cosa avrebbe dovuto fare un magistrato? Girarsi dall'altra parte perché l'accusato di corruzione è un uomo di potere, oppure aprire un fascicolo e indagare a fondo per scoprire la verità? Senza dimenticare che questo tipo di reato è gravissimo, perché mina dalle fondamenta lo stesso concetto di democrazia. E a questo punto mi chiedo quando gli italiani che hanno ancora fiducia in lui apriranno gli occhi. A questi cittadini io chiedo sommessamente di uscire da questo stato ipnotico, di svegliarsi prima che sia troppo tardi per loro e per tutti noi. Arrivederci a mercoledì prossimo.